Buonasera a tutti e benvenuti a 4 domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo con noi il dottor Paolo Artelio, vicepresidente della Confcommercio di Verona, e con lui parleremo della situazione del commercio a Verona e provincia e come sta andando. Buonasera dottor Artelio, buonasera e Buonasera a benvenuto. tutti. Eccoci Buonasera a qua. tutti gli ascoltatori. Allora, Confcommercio è presente attivamente nel tessuto economico di Verona. La presenza di Confcommercio ha sempre dato una manforte alla nostra economia. E adesso nel periodo parliamo già di post-Covid perché proviamo a cercare già di andare oltre. E tante imprese hanno già ripreso a lavorare e alcune si sono già avvantaggiate, io penso, ai parrucchieri che allungando l'orario di lavoro e a tanti appuntamenti, bene o male stanno riprendendo. Altre aziende invece, altre attività subiscono ancora questo periodo. Com'è la situazione dal punto di vista del Confcommercio? Guardi, facciamo una panoramica generale della situazione di Confcommercio. Confcommercio in questo primo momento ha ovviamente seguito in due situazioni di canali per aiutare ovviamente la parte del commercio, turismo e servizi. La parte che abbiamo fatto anche sempre del gruppo di Confcommercio, siamo stati vicini alle aziende, ovviamente con il nostro Confidita di Verona e provincia, che abbiamo quasi dato finora di aiuti, quasi per 11 milioni di euro alle imprese, ovviamente per la riapertura, per il pagamento fornitori, ovviamente per tutte le strutture per poter fare la ripartenza, non dico in tranquillità, ma almeno con un po' di serenità. E questa è stata la prima parte, perché ovviamente perché riparta bisogna che ci siano le aziende, e quindi abbiamo fatto di tutto perché le aziende non chiudessero. Quindi, e non è ancora finita, stiamo ancora lavorando su questa situazione, quindi saremo sempre vicini a tutti i commercianti, i servizi e il turismo, ovviamente con a disposizione il nostro Confidita per poter stare vicino nella parte, chiamiamola, economica. Nella seconda situazione ci siamo mossi su tutti i comuni per cercare ovviamente di avere degli aiuti da parte ovviamente delle amministrazioni comunali. Seconda situazione, abbiamo anche fatto sul lago e anche nella città, grazie anche ovviamente alle amministrazioni comunali, perché abbiamo fatto gli aumenti di tutti i plateatici. Qua stiamo parlando più per ristoranti e bar, perché ovviamente più la situazione si evolve all'esterno, e quindi ovviamente più posti a sedere potevamo dare e più le aziende riuscivano a stare in piedi, perché in certe realtà, se non fossero stati ampliati i plateatici ovviamente, come ci chiedono i vari DCPM, le distanze interpersonali, certe situazioni, specialmente in città, la riduzione dei tavoli avrebbe inciso su una situazione di anticomunicità, e quindi il ristorante o il bar non avrebbe neanche avuto la situazione di poter riaprire, perché quando avrebbe aperto quei numeri che aveva avrebbe fatto solo debiti. Quindi abbiamo cercato sicuramente di dare un senso di economicità. Quindi grazie a tutti i comuni, perché bene o male ci hanno risposto tutti positivamente, come dicevamo, sia sul lago che nella città e che ovviamente l'entroterra, dove è stato possibile, sono stati aumentati gratuitamente tutti i plateatici, quindi per poter rendere economico la situazione di sostenibilità dell'azienda. Poi ci sono delle aziende che soffrono ancora di più. Abbiamo un po' di incertezza ancora nella parte alberghiera, perché ovviamente tanti sul lago, ovviamente nella città ancora più penalizzati, perché nella città, non avendo l'apertura dell'arena e ovviamente saltate ancora a suo tempo tutte le fiere, la città e la parte alberghiera della città ha sofferto molto, e quindi lì si dovrà spingere molto per degli aiuti specifici per questi settori, quindi perché la perdita è notevole. Lei deve pensare che solo la situazione dell'Arena di Verona portava il 75-80% di lavoro nelle strutture alberghiere. Questa, quindi, lei già mi fa i conti, è una mancanza piena dell'attività.
Sul lago siamo un po' ancora fermi in attesa delle riaperture, ovviamente di capire se riapriranno le frontiere, perché il nostro tessuto turistico del lago di Garda è per l'85-86% tutto dato da turisti stranieri. Quindi cerchiamo anche noi di dare una mano come Confcommercio a incentivare il turismo di prossimità, ma per le strutture e i numeri che è abituato il lago di Garda, ovviamente non possiamo pensare che solo la parte italiana riesca a superare quello che sono i 14 milioni di presenze turistiche che faceva di solito il lago di Garda. Sì, anche perché di solito la meta preferita per gli italiani è il mare e tutto quello che il mare soprattutto, quindi il lago di Garda rimane un turismo abbastanza riservato alla mentalità di lingua tedesca, bene o male, o gli inglesi che vengono giù. E però ritornando alle aperture e queste famose linee guida che il governo ha fatto di tutto per ingarbugliarle. Per fortuna alla fine ha adottato quelle proposte della regione. Secondo lei sono state recepite bene? Hanno creato problemi ai commercianti? Qualsiasi ovviamente tipologia di nuove regole ovviamente crea all'inizio dei grossi problemi. Adesso dobbiamo ancora valutare su certi settori l'impatto che avranno. Io devo dire che, come dicevamo prima, sul bar e la ristorazione, secondo me siamo riusciti, grazie anche alle situazioni che sono state presentate nelle regioni dalla Confcommercio e dalla FIPE, quindi per il settore ristoranti e bar, hanno dato, tra virgolette, l'opportunità di aprire e ovviamente riuscire a far tornare, diciamo, non dico nella normalità perché non si è mai nella normalità, ma di dare un po' di fiducia a queste aziende, perché se prima si era parlato, lei si ricorda bene, che erano parlate quelle delle linee 4 metri dei tavoli, sarebbe stato impossibile aprire, quindi avrebbe chiuso il 100% di ristorazione e il 100% dei bar. Con la situazione del metro, ovviamente, ovvio che penalizza specialmente quelli, come diciamo, piccoli nelle situazioni della città, specialmente le piccole attività, ma in questa situazione siamo riusciti a spostare questo problema all'aperto, quindi aumentando le situazioni dei tavoli, siamo riusciti a digerirla decentemente. Stiamo in attesa, perché non è ancora definito, quelli che sono i protocolli, perché sia la Confcommercio e Federalberghi hanno chiesto ovviamente delle variazioni sul protocollo alberghiero, e quindi quella non è ancora ufficiale, ma stiamo aspettando che esca definitivamente con le situazioni che sono state chieste da Confcommercio e da Federalberghi, perché con quella con gli albergatori sarebbe una situazione che diciamo anche quella importante, dove è stato chiesto che nelle situazioni alberghiere almeno all'aperto non venga messa la mascherina, che ovviamente se c'è lo spazio di interpersonali, spazio non venga tenuta, sennò diventava un po' un ospedale anche l'albergo. Quindi stiamo aspettando la situazione all'interno delle piscine, quindi ci sono ancora delle situazioni, e per quello che anche la parte, chiamiamo, del lago, avremo le certezze del numero delle aperture dopo che ci saranno state queste linee guida definitive, e ovviamente ogni impresa farà il suo conto economico e vedrà se con questa situazione può stare in piedi o meno. Noi speriamo che anche in questo caso vengano recepite tutte le nostre, ovviamente, osservazioni, che dobbiamo pensare che siamo i primi come imprenditori a volere la sicurezza, prima di tutto di noi stessi, dei nostri dipendenti e dei nostri ospiti. Quindi quello che è stato chiesto ovviamente col buon senso e con la razionalità di dare il servizio delle vacanze agli ospiti, ma di dargli anche un servizio di sicurezza ai nostri ospiti. Quindi questa è una fase. Siamo in attesa, che è importante anche per noi, dell'apertura, anche lì dei protocolli di intesa che sono già stati fatti, ma li stanno adesso cercando di attuare sui parchi divertimenti, perché come ben sa la filiera del turismo è completa, non possiamo aprire a pezzetti, quindi io se voglio che venga il turista devo dargli tutto, devo dargli il divertimento, devo dargli l'albergo, devo dargli il parco di divertimenti, devo dargli la ristorazione, devo dargli l'albergo, devo dargli i musei, quindi devo riuscire, prima che arriva il turista, a avere messo in sinergia tutte queste cose. È un anno che sarà, ce lo ricorderemo, molto 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 particolare, ma pensiamo, con la buona volontà di tutti e con l'aiuto che vengano recepite quello che sono le situazioni di Confcommercio
Federalberghi e delle altre categorie, diciamo che c'è stata un'unione un po' generale di tutte le categorie per dare questo segnale importante di riapertura della destinazione, io la chiamo sempre città di Verona e provincia, perché per me è una cosa unica, perché siamo forti, perché siamo una situazione veramente che al nostro turista possiamo dare tutto, perché abbiamo dei bravissimi commercianti, abbiamo dei bravissimi albergatori, la ristorazione, abbiamo una ristorazione d'eccellenza, dal bar, abbiamo i musei, abbiamo i migliori parchi che ci sono, quindi la filiera è completa. C'è solo da sperare, e anche un po' di fortuna, che come sta succedendo in questo momento, stanno calando notevolmente le situazioni dei contagi, e noi siamo già a zero da parecchi giorni, e che quindi noi mandare, tra virgolette, all'estero, riuscire a far recepire all'estero che stiamo diventando una situazione sotto controllo e sicura, e che vengano aperte le frontiere, che come diceva anche prima lei, se abbiamo le frontiere aperte e riusciamo a far arrivare ovviamente una buona parte di turisti, che non sarà mai quello, scordiamoci i numeri che avevamo fatto nel 2019, ovviamente, però cerchiamo di uscire da questa stagione con le ossa rotte nel minor modo possibile. Quindi con la buona volontà e l'impegno di tutti speriamo di uscire da questo 2020 e puntare già su un grande rilancio del lago, della città, della Valpolicella, di tutte le nostre situazioni, della Lessigna e del Baldo, già per il 2021 e 2022, perché noi dobbiamo anche, con la perdita che avremo quest'anno, lavorare fortemente per poter recuperare e portare gli stessi numeri che avevamo nel 2019. Ci vorrà un anno e mezzo di lavoro. Quindi non dobbiamo, già da adesso stiamo già lavorando anche per questo. Ma senza dubbio Verona, l'imprenditoria di Verona secondo me è all'altezza di recuperare quello che c'è successo, e appunto l'importanza della filiera Lago di Garda, Lessinia, Valpolicella, Verona città, e dobbiamo far conoscere anche la bassa di Verona, perché con un turismo enogastronomico possiamo far ripartire anche la bassa di Verona, e quindi fare un grande lavoro di squadra su tutta la provincia. Non possiamo lasciare nessuno. Non possiamo, la provincia deve crescere tutta e non possiamo lasciare indietro nessuno. E c'è una domanda, se sa qualcosa dei corridoi tra Germania e Croazia, come dice come si viene discusso in conferenza stampa da Zaia, se sa qualcosa di più preciso. No, erano nati, ovviamente c'era chiamiamola, delle interlocuzioni tra la Germania e l'Austria per fare dei corridoi sanitari per la Croazia e per la Grecia. Noi quando ne siamo venuti a conoscenza abbiamo subito informato la Regione Veneto, e ovviamente la Regione Veneto si è fatta carico ovviamente nelle situazioni con il governo, e da quello che so si è mossa in Europa, e quindi questi stessi cordoni che verranno fatti per la Croazia e la Grecia sicuramente verranno fatti anche per l'Italia e gli altri ovviamente paesi nostri, perché prima erano tagliati fuori l'Italia e la Spagna principalmente. Da quello che so non è ancora una certezza, ma se lo fanno per loro lo fanno anche per noi. Sì, il problema del cliente di origine tedesca è che lui ascolta quello che gli dice il governo. La differenza. No, nel segnale positivo che noi sappiamo tramite le camere di commercio internazionali che abbiamo in Germania, il tedesco non vede l'ora di venire in Italia, e sta facendo anche lui pressione verso i propri politici per vedere di riuscire a fare questo canale sanitario, e vuole venire in Italia. Ovvio che, come dicevamo, non avremo i numeri che avevamo gli altri anni, ma quello che ci fa piacere e può dare un aiuto ai nostri imprenditori nella ripartenza, chiamiamo, è che il nostro cliente è affezionato alla città, è affezionato al lago, alla montagna e tutto, quindi sta facendo anche lui tutto il possibile per dare una mano, anche tramite i politici tedeschi, i suoi referenti, di dare una mano a fare questi benedetti cordoni sanitari, che possa arrivare in tranquillità, come dicevamo, sulle sponde del lago, della città, di tutte ovviamente le nostre destinazioni. Questo perché? Perché la fortuna che abbiamo noi è che dalla Germania, che sono il nostro
ovviamente di lingua tedesca sono i nostri clienti principali, in poche ore di autovettura, che in questo momento l'autovettura viene vista come il mezzo più sicuro per recarsi nella destinazione turistica, noi abbiamo questo, abbiamo una posizione e una situazione logistica perfetta, perché in 3-4 ore dalla Germania si trovano sul lago di Garda, a Verona, in città dove vogliono. Quindi noi speriamo molto in questo e ovviamente siamo pronti ad attenderli, ovviamente sperando che non cambiano idea e che lasciano questi cordoni sanitari, ed è stata tolta la quarantena quando dovevano rientrare. E poi diciamocelo, un posto più bello della provincia di Verona in giro non ce ne sono, soprattutto. Pienamente d'accordo. Allora, andiamo avanti. Ho ricevuto alcune segnalazioni da parte dei controlli degli enti preposti che non sono molto leggeri con i commercianti. Mentre Zaia chiedeva un approccio collaborativo, soprattutto all'inizio, da parte degli enti preposti nei confronti dei commercianti, alcuni commercianti dicono che queste persone non sono molto delicate. Voi come associazione avete ricevuto qualche segnale? Come pensate di agire? Guardi, in questo momento di queste giornate noi non ci risulta che ci siano state situazioni ovviamente pesanti di controlli e sanzioni così allarmanti. Sappiamo che ci sono stati dei controlli in certe situazioni, come in tutta Italia, chiamiamola come tutti la chiamano, nella Movida, che era uscita in certe situazioni di ovviamente di assembramento di giovani. Quelle ovviamente ci sono state anche risolte. Qua dobbiamo dare un plauso a tutti i nostri associati, i nostri imprenditori, perché ci hanno messo la faccia e hanno dato una mano per arrivare ovviamente a trovare le soluzioni. Però di altre cose per adesso, ma grazie alla sua cosa, domani mi informerò, farò un giro un po' di tutta la provincia, delle varie situazioni, per capire questo. Comunque la Concommercio ha gli uffici aperti e sono a disposizione di tutti i nostri associati. Se dovesse succedere una situazione di questo genere, ovviamente basta che chiamano in Concommercio e noi daremo tutto il supporto e tutto l'aiuto possibile per queste situazioni. Perfetto. E adesso passiamo a un'altra domanda che esula il discorso virus, ma può essere un'ulteriore conseguenza. Negli ultimi anni ci sono stati parecchi negozi che stanno passando in mani straniere e ultimamente a causa del virus, soprattutto nella sponda bresciana, ho sentito che molti bar, molte attività sono state cedute ai stranieri. Non c'è il rischio appunto che stiamo perdendo l'identità nei centri dei paesi e botteghe che sono servite tantissimo durante la quarantena perché erano le uniche botteghe alimentari che potevamo servirci, erano quelle all'interno del nostro paese, e se adesso non passano di mano cambia un po' tutto il tessuto commerciale delle attività del paese. C'è questa strada o si può ancora invertire la rotta? Guardi, io su questa situazione sicuramente si può invertire la rotta. Mi riaggancio a quello che dicevo prima, nella parte di aiuti che stiamo dando con il nostro Confiditer, è proprio questo, di poter dare la possibilità alle aziende di non vendere e ovviamente di rimanere sul mercato, perché come diceva lei, l'identità della bottega di vicinato, e in questo momento io penso e che gli italiani non dimenticano quanto sono state utili in questo momento, perché la gente usciva e sotto casa trovava chi, anche in situazione, chiamiamola, di massima allerta, era sempre aperto e ci dava tutte le situazioni che ci possono sentire, i generi alimentari, e la frutta, la verdura e tutto quello che ci poteva servire. Questo poi dipende ancora da noi, da cittadini, ovviamente, riuscire anche dopo questa situazione e continuare ad andare a fare gli acquisti in queste botteghe che sono la vera ossatura della città e dei paesi. Ricordatevi che questi sono dei punti di controllo del paese, perché il barista che fa la colazione del piccolo paese, chiamiamolo alimentarista, quello che vende la frutta e verdura, che sono aperti dalla mattina alla sera, sono anche un presidio di sicurezza. Tornando alla sua situazione, quello che noi, e per quello che stiamo intervenendo pesantemente con gli aiuti, è che non vorremmo un'altra situazione che ci fa ancora più paura, che in questo momento non solo perdessimo
l'identità dei nostri commercianti, ma avremo anche paura che, se non diamo una mano ai nostri commercianti, che non ci siano infiltrazioni mafiose o di criminalità all'interno delle attività, perché ovviamente in questo momento, quando manca la liquidità, è facile riuscire a svendere o entrare in brutti giri di usura o di situazioni dei nostri commercianti. Quindi questo è anche un appello che voglio dire: in tutte queste situazioni chiamate sempre i referenti di Confcommercio e ovviamente fatevi sentire prossimo il nostro Confidita, che è apposta lì per aiutare con dei fondi speciali anti-usura e anche per altre situazioni, perché ovviamente aziende che ci sono da una vita, che come dicevo sono lo specchio e sono anche la forza della nostra destinazione, non si devono spegnere. Quindi devono avere l'aiuto, prima di tutto, dei cittadini che vadano a comprare non più, tra virgolette, su internet situazione, ma andare nel negozio di vicinato, nel negozio dell'abbigliamento, tutto quello che è ovviamente la piccola bottega. E ovviamente noi dall'altra parte come associazione dover dargli la linfa per poter farli riuscire ad entrare in piedi, fare anche dei corsi di formazione, cercare in tutti i modi di rimetterli sul mercato, ovviamente con regole diverse, perché quello sì, il mondo va avanti e anche la piccola attività ovviamente deve muoversi, ma anche noi con i nostri enti bilaterali facciamo un sacco di formazione gratuita proprio per mantenere tutti, anche i piccoli commercianti, chiamiamolo, portarli alla stessa situazione di conoscenza delle grandi aziende. Quindi gratuitamente diamo tutti questi servizi. Perfetto. L'ultima domanda che mi chiede se i parchi divertimenti tipo Gardaland, che dovrebbero aprire, mi chiedono come se si aprono, il 13 aprono anche i parchi di divertimenti e quindi... Sì, stanno facendo, sono tutti, ad esempio, tutti i parchi della nostra situazione, ad esempio Sigurtà è già aperto, gli altri ovviamente sono in fase di lavorazione per ovviamente adattarsi ed adeguarsi alle norme dei protocolli, ma la bella notizia che ho visto anche ufficiale è il 13 dovrebbero riaprire tutti i parchi, quindi la destinazione Verona, città, come dicevamo, montagna, sarà tutta disponibile, dovrebbe riaprire anche la funivia di Malcesine, quindi tutti i punti di attrazione della nostra destinazione a breve saranno tutti aperti, ovvio con modalità diverse su prenotazione. Ovviamente il mondo è cambiato, non si potrà più ovviamente fare come prima, bisognerà prenotare l'ora di arrivo perché non si può fare colonne, non si può fare assembramenti alle entrate, quindi il modo è cambiato, ma la sicurezza all'interno, da quello che si vede, deve essere garantita da questi protocolli. Perfetto. E comunque ripartiamo alla grande con tutto aperto, tutta la filiera del turismo aperto, mantenendo la sicurezza tra le persone, però l'imprenditoria veronese è pronta e Confcommercio è vicina e quindi ce la faremo. Ce la possiamo fare. Solo non dobbiamo dimenticare che ci aspettiamo sempre anche che ci arrivino un po' di aiuti, perché ovviamente anche se siamo bravi e ripartiamo, la perdita è stata pesante e quindi abbiamo bisogno che ci vengano dati degli aiuti anche dallo Stato. Quello poco ma sicuro. Un'ultima domanda: mi fanno presente che a Vicenza, in primi di gennaio, in tempi non sospetti, alcuni bar di proprietà cinese sono stati venduti. E se è successo anche a Verona, cioè come se sapessero prima quello che stava succedendo e quindi hanno venduto il bar prima della chiusura. Ecco, di queste cose ne ho sentite tante, poi dobbiamo capire se sono vere o no. A Verona di questa situazione non ho dati ufficiali, di sentito dire ne ho sentite parecchie, però se devo dire dati ufficiali su questa situazione che le sta dicendo, su Verona non ho dati certi. Perfetto, io la ringrazio ancora per la sua disponibilità, magari ci sentiremo più avanti per fare un saldo all'inizio della stagione. Ringrazio della sua disponibilità, del suo impegno costante e ringrazio tutti gli ascoltatori per averci seguito e li invito a seguirci tutte le sere dal lunedì al venerdì su questa pagina di Economia Forte Futuro Migliore. Grazie ancora dottor Artelio e buona serata a tutti. E buona serata a tutti, grazie.